Ecco, sì, Sì, dovremmo siamo in essere. diretta. Siamo in Sì, 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 diretta, sì. benissimo. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera cari amici. Sì, siamo in diretta, benissimo. Ilde, puoi pure mandare i link nei vari gruppi. Sì, certo, faccio subito. Bene cari amici, Intanto benvenuti, salutiamo i nostri amici. amici che verranno. Siamo qui in diretta al mercoledì per la solita pillola del vostro Marietto Veneziano e qui abbiamo come ospite la nostra Ilde Gada, ormai famosissima, che ci terrà sempre Buonasera. compagnia. Ciao Ilde, allora cosa racconti? Io tutto bene. Tu cosa racconti? Io sono ospite qui Ma, in questo come sta andando momento. giù dalle tue parti tutta questa situazione un po' così del virus? Ma allora, devo dire che la situazione, almeno qui dove sono io, è abbastanza tranquilla e contenuta. Non è che ci siano scenari particolarmente apocalittici, ma del resto ehm, è, probabilmente il grosso è già maturato su, qua complici anche le condizioni climatiche, devo dire che sta andando un po', insomma, abbastanza bene. Certo, siamo tutti tappati in casa, dunque. E invece su da te com'è? Ah, qui tutto tranquillo, c'è il solito tram tram, la gente vivacchia, la gente può però qui andare in giro, ma non ci va per loro precauzione, le solite cose un po' più prese modestamente e senza troppo, in un certo senso, crederci. Comunque i negozi, solo quelli alimentari, sono aperti. Bene, vedo dei nostri Mm. amici che sono arrivati. Vogliamo salutarli? E certo, assolutamente. Buonasera Giada, buonasera Enza, Marina che parte sparata con una domanda e Perla, buonasera a tutti. Allora, abbiamo già una domanda, Marietto, però Allora, magari mentre aspettiamo che qualcun altro si colleghi, ci saluti e ci faccia anche a sua volta una domanda, possiamo intanto ricordare quali sono gli appuntamenti, cosa ne dici? sì, una bella idea, brava, non ci avevo quasi pensato. Allora, puoi pure iniziare tu. Bene, allora partendo dal lunedì abbiamo al solito il gruppo su Telegram I Magici Arcieri Bertoldini dove ci riuniamo per insomma, serate a carattere esoterico a partire dalle 20:30 fino alle 21:30. Dunque il gruppo è aperto a tutti, siete invitati, siete i benvenuti. Il martedì e il venerdì c'è la diretta sul mio canale YouTube, il mercoledì sul canale YouTube del Marietto, come questa sera. Sempre Coadiuvato gli sempre orari con il sono... Legada, sì, esatto. E Vabbè, ricordiamoci che grazie, in via di che mi vorrà. eccezionale, in questo periodo abbiamo anche il sabato con il Legada Marietto Veneziano alle 3:30, ma questo in via eccezionale solamente per il semplice fatto che c'è tanta gente in casa e c'è la richiesta di risposte gratuite online. Sì, Allora, che ne dici Marietto? Rispondiamo a Marina? sì, dai, inizio io. Certo. Allora, fammi un po' prendere le misure. Allora, la Marina che chiede, Flavio 170577 torna da Marina 80370. Però mi raccomando, dopo dagli una sbirciatina anche con le sibille. Sì, sì, certo, sono qui per questo. Mm, il pendolino al braccino un pochettino che gli vibra male, nel senso che traballa e forse sente anche un po' le vibrazioni a livello nazionale, però penso Marina che per il momento c'è qualche blocco. Ilde, vuoi dare una controllatina con le sibille, Sì, tanto per magari certo. fare una Intanto voglio radiografia? salutare anche Valeria e Angela che ci hanno raggiunti. Bene, ciao Valeria, ciao Eh, Angela. vediamo allora Flavio se torna da Marina. Facciamo 5 carte, tanto per supportare la risposta Intanto del... saluto anche Sara Angius. Ah, Ciao bene, Sara. ciao Sara. Ciao Sara.
Ma il taglio non è dei più favorevoli. No, mi dispiace. Credo che sia subentrata un'altra donna più giovane. Non vedo questo ritorno, assolutamente no. No, sono spiacente. E anche il pendolino tremava un po', tremava No, qua e è molto determinata questa risposta, direi caspita, proprio. No, una risposta pesante, sì, sì. non lascia margine. Mh. Allora, c'è anche Giada con una domanda. Bene Giada, vediamo. Giada Ariani, 25 dicembre 76. Posso sapere quanti Bovis ho? Benissimo Giada, vediamo un po' se c'ho qui sotto mano il circuito. Voilà, e voilà. Ce l'abbiamo proprio qui per le risposte domande trabocchetto di chi vuole sapere i Bovis. Vediamo un po', Giada Ariani, 25. Vediamo un po'. Caspita, Giada. Caspita. E sei abbondantemente su 10.000, e anche un pelino di più. Complimenti Giada. Ottimo. Ottimo. Te l'ho sempre detto Ilde che i nostri iscritti al canale sono i migliori I migliori, del sì, tuo. sì. È inutile, è inutile. Lasciali il circuito, a meno che tu non voglia controllare qualcos'altro per Giada, ma anche Perla fa la stessa domanda, vuole Non sapere avevo anche lei letto. su Bovis. Per l'Ariane 2474. Ma i nostri sono i migliori, i nostri iscritti, quindi vabbè, va, lo Sì, guardo. sì. Vediamo un po'. Ma caspita, ma sono tutti abbonati sopra i 10.000, Sì. i nostri. Però Ma secondo me c'è qualcosa che non va. No, scherzo. Brava, anche chi era? La Perla, giusto? era Perla, sì. Esatto, Perla, anche lei, insomma, spettacolo anche lei. Brava Perla, Giada complimenti. ringrazia e dice che usa i nostri circuiti. E Benissimo, vabbè, si vede, brava, si vedono i ottima risultati. scelta. Brava, Sì. brava, si vedono i risultati. Andiamo avanti con. Allora, Sì, bene, andiamo avanti con le prossime domande, Hilde. abbiamo Vincenza, faccio la domanda perché i miei coinquilini mi buttano negatività. E ti chiederei cortesemente, Vincenza, di metterci la tua data, altrimenti abbiamo difficoltà a individuare la giusta scia. Allora, Marietto, facciamo così, in attesa che Vincenza metta la data, guardiamo Sì, la domanda successiva. Abbiamo Mirela, 10 sì. ottobre 59, chiede anche lei Bovis. Subito. Questa è la serata dei Bovis. È la serata Bovis, sì. Serata Bovis. Voilà. Proviamo subito, vediamo un po' che prendo bene la mira. Mirella Aurora 10-10-59. Mhm. Marietto, hai messo una calamita? Che sono tutti lì? Come è Ma c'è possibile? qualcosa che. Ah, buon. Eh sì. Buon. Sì, sì, su 10.000. Eh sì, ma deve essere secondo Certo, me il canale Il Tubo che regala Bovis. No, comunque bravo. questa Complimenti a sera. tutti. Vogliamo tutti iscritti al canale che abbiano questa Mettiamo la selezione vibrazione. all'ingresso. Benissimo. Chi è sotto i 10.000 non si presenti, non scrive niente. Ma tanto mi sa che non riuscirebbe neanche ad arrivare. Mm. Allora, vediamo Salutiamo un Claudia po'. Giusti, ciao Claudia. Claudia, ciao. Antonio, ciao Antonio. Buonasera, buonasera. Allora, Vincenza ha messo la data, dunque 4 aprile 72 Sì, e dunque vediamo se i suoi perché i suoi coinquilini le buttano negatività. perché? Ma allora Eh, devo cambiare mm, circuito. temo di sì. Allora, intanto prova tu con le sibille a Sì, vedere, intanto che cerco il circuito. certo. Allora, Vincenza, vediamo.
Vediamo perché. Allora, ma è possibile che uno di loro, non so chi è, non so quanti coinquilini tu abbia, però ho la sensazione che uno di loro si sia preso una bella si sia imbarcato, come si suol dire, in una cosa verso di te. E dunque o c'è della competizione fra i tuoi coinquilini, comunque qualcuno è particolarmente interessato a te. C'è proprio qui, c'è un'attenzione diversa. O perché ti vogliono tenere bloccata lì, però vedi, io non vedo in realtà negatività, vedo un interesse nei tuoi confronti. Qualcuno è interessato particolarmente a te. Non so se ce lo puoi confermare, se te ne sei accorta. Vedo proprio qualcuno che si è fatto avanti. Marietto, hai trovato tu? Sì, ho trovato il circuito dove risiede il problema dominante, per questo Perfetto. vediamo un po' cosa dice. Mi puoi ripetere il nome? Vincenza Ligorio. La sua data, se ti serve, Sì. 4472. Guardate il pendolino dove va. Non è Guardate, facilissimo, però no, il pendolino, guardate per noi dove che guardiamo individuare proprio lo spicchio, va devi qua, dircelo tu. va qua. Cos'è? C'è parola sessuale. Ah, hai visto che avevo visto giusto? C'è qualcosa un po' particolare lì Mm, in questa tensione vibrazionale. Non penso che sia proprio negativa, anzi sia un pochettino. eh, anche Non diciamo secondo me. niente perché questo non è un A buon consiglio. intenditor, poche parole. Cioè, vediamo le vostre Allora, domande. sì, c'è Sara. Sara. Sara che chiede, intanto la sua data è 18 dicembre 71, vorrei sapere se avrò la grazia di conoscere la mia anima gemella in questa incarnazione. Grazie. Aspettiamo un po', adesso un po'. Marietto si vede, ma potrebbe vedersi meglio, eh? Verso qui, No, no, l'altra direzione. Dunque verso la tua destra devi tirarlo un po'. Ecco qua, perfetto. Un po' meglio. per la Sara, rispondiamo per la Sì, Sara. sì, sì. Ma il cammino è ancora un pochettino in salita, però il Sì, sì. pendolino sembra che sia sulla giusta direzione. Abbiamo visto, non so se avete visto anche voi, che è andato prima su Non è il momento, evidentemente stava dicendo appunto che adesso non è tempo, ha girato un po' e alla fine è andato sul sì. Dunque, sì, alla fine è un sì. Altro che è un bel Ma sì ci vuole del pesante. tempo. Sì, sì, guarda lì. Ma Elde, vuoi fare un giro di Sibilla Sì, Interpretazione? certo, per la Perfetto. Sara molto volentieri. Allora, vediamo subito. Chiaramente la risposta delle Sibille non è una risposta definitiva, inquadriamo soltanto un arco di tempo breve, dunque possibilmente non è detto che rientri nel. Però vediamo, intanto noi abbiamo bisogno di sapere una risposta, sì no, con le Sibille, dunque vediamo se incontri l'anima gemella. Già il taglio è più che incoraggiante. Qua ci parla di un'attesa e ci spiega che c'è una situazione consolidata che però è un po' di ostacolo in quella direzione. Dunque, perché vedi che abbiamo due carte non proprio positive all'inizio,
con cose contrastanti e qualche ostacolo. E poi dunque abbiamo qui la relazione consolidata ma un'attesa. Dunque probabilmente, chiaramente questo ricopre un po' la scia che ha già tracciato il pendolino quando ha fatto capire che non era il momento, però l'attesa c'è e in genere questo tipo di attesa è un'attesa positiva, un'attesa positiva, scusami, un'attesa che già preannuncia che l'esito sarà favorevole, ma non si sa bene quando, non definisce un tempo preciso, però in genere è l'opposto di quello che ci si prospetta, cioè se ci si aspetta che una cosa debba arrivare presto, che magari sia quella sensazione lì, in realtà ritarda. Se si aspetta tardi, in realtà accelera. Questo è dovuto dal cannocchiale al contrario. Dunque l'attesa è non corrispondente alla realtà, però è un'attesa positiva, cioè che è un'attesa che ha un esito certo, un esito positivo. Dunque sì, anche per le sibille. Allora, Perla mi dice, grazie, anche io utilizzo questi circuiti e posso dire che funzionano, perché prima dell'utilizzo ero più bassa. Benissimo. Allora, Benissimo. abbiamo una domanda di Claudia. Claudia, sì. Allora, vediamo un po'. Claudia, 11 giugno. sì, dillo pure tu. Dillo No, pure. tu, non sapevo se era comodo per te leggere, visto Allora, l'iniziativa. Claudia 110672, vorrei sapere se Daniele 190472 è bello innamorato di me. Bene, vediamo un po', eh. Mm. Il pendolino è un pochettino severo. Mm. In questo momento, molto probabilmente magari può essere che prima poteva essere, ma in questo momento almeno il pendolino dice di no. Ilde, vuoi fare magari una piccola Sì, radiografia con le certo, sibille per la Claudia? Perché giriamo 5 carte, assolutamente sì, la nostra Claudia. Vediamo. Daniele. Ok. Allora, già il taglio annuncia che è come se ci fosse un allontanamento in questo momento, ma di aver pazienza. Claudia, diciamo che a vedersi la cosa sembra che in questo momento sia più, non so, voglio dire, qua parla di rapporto consolidato, non so se lui in questo momento viva nei tuoi confronti una leggerezza, capisci? Perché questa carta qua non parla di sentimenti profondi, anzi, con i deliranti dietro fa capire che non c'è una base di un sentimento solido. Per giunta, l'omaggio di Preziosi, che comunque è qualcosa di positivo, non è assolutamente una carta negativa, però indica anche che alcune occasioni vengono trascurate, non c'è quel coinvolgimento giusto che dovrebbe esserci, ma è più come quella cosa che prendi una volta ogni tanto. Mi sembra un po' più così, messa un po' giù così. Allora, Marietto, vediamo la prossima domanda. la prossima domanda e va giù, va giù, va giù, è la Mary Noi Mauro. rimaniamo, sì. Leggere pure tu, grazie Ilde. Sì, allora Serena, 6 luglio 92, dopo che finisce il coronavirus trova un altro studio dentistico dove lavorare, madonna stasera, vive a Londra. Vediamo allora. Vediamo un po'. Serena, 6 luglio 92. Sì, ok, Serena, vediamo un po'. Sì, sì, certo sarà un po' impegnativa la ricerca, ma il pendolino è positivo, è Mm. positivo, sì.
Hilde, vuoi fare un Mi ha giro? preso una bella spinta, un bello slancio. Allora, intanto saluto velocissimamente Anna, che si è aggiunta anche lei, vediamo un po' Ciao. per Mary, cioè per Serena ovviamente, che chiede interposta persona, guardiamo Serena, 6 luglio 92, Sì. lo studio dentistico, un altro studio dentistico, vediamo subito. Inquadriamo sempre. Allora, facciamo così e così ho più spazio. Allora, beh, è un pochino preoccupata, però è una persona volenterosa, dunque sì, penso di sì, ma siamo sicuri che lo cambia lo studio dentistico, che sia proprio un altro? Perché in questo momento è vero che c'è questa situazione che ovviamente non aiuta, non dà stabilità, però la vecchia signora a me parla più di un qualcosa che conosce già, un posto che conosce già. Comunque un pochettino di preoccupazione è comprensibile, però non sono negative le carte, ma ritengo che sia più un posto dove ha già lavorato. Ok, Bene, cari amici. Altre domande? non vedo altre domande, però vedo, beh, grazie Claudia, ha fatto un commento, dice che siamo splendidi, Grazie grazie, noi Claudia. speriamo di tenervi compagnia, di darvi anche una mano. E, bene, benissimo. Allora, Marietto, noi Sì, stasera sai che noi poi abbiamo certo. mm, la meditazione alle 9 con gli amici del gruppo I Magici Arcieri Bertoldini e dunque eh, è possibile, se vi fa piacere, lo facciamo insieme alle 9, così Certo, certo, i miei amici sicuramente vorranno stare con noi. speriamo, sì, sì. Allora, Perla chiede un'altra cosa, è possibile sapere, oltre la tavola Sino e Bovis, quali sono le altre tavole che si possono richiedere per il consulto online? Grazie. Marietto, quando ti chiedono le domande nella diretta, Ma che cosa dipende metti a un po'. Beh, disposizione? metto anche a disposizione questa qui che serve per il rapporto di coppia, vedete? Ah, la valutazione del rapporto di coppia, sì. Così che vediamo se magari c'è qualcosa che bisogna vedere in dettaglio oppure no. E voilà. E poi quella dei Bovis, che ho fatto vedere prima, Sì, e sì, poi sì, sì. quando ci sono alcuni problemi dominanti che bisogna andare in dettaglio. Certo, la causa, va Esatto. bene. E voilà. Marietto, Le mail. cosa facciamo? Magari li salutiamo, e Sì, facciamo poi la meditazione sì, sul sì. gruppo. Ok, salutiamo i nostri amici, li ringraziamo di averci seguito fino qui, di essere stati anche oggi pazienti e di averci aspettato alle 8:30. Grazie cari amici. E niente, ricordiamo il prossimo appuntamento, Ilde. Sì, certo. Allora, ora ci sarà la serata di venerdì sul mio canale YouTube, dove faremo al solito la diretta. Comunque tutte le sere alle 9 abbiamo questo impegno con il gruppo I Magici Arcieri Bertoldini per la costruzione di queste egregore di difesa per l'Italia, visto il momento delicato che stiamo affrontando e anche gli strani equilibri che sono in gioco in questo momento e che non conosciamo bene. Dunque partiamo dal presupposto che una buona difesa, anche occulta, non si sbaglia mai a farla, giusto Marietto? No, certo, certo. Le difese non bastano mai, bisogna sempre abbondare, cara Ilde. Mm. Benissimo, allora Prossimo appuntamento venerdì sera alle 8:30 nel canale di Ildegarda. E è poi il sabato. la nostra doppietta, Maria Treviziano, Ildegarda.
torniamo insieme sabato pomeriggio. Ok, Benissimo. salutiamo i nostri cari amici e Buona serata a aggiorniamo tutti. degli Arcieri Bertoldini nel canale di Telegram. E ricordatevi che è gratis iscrivervi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao. Ciao.